Grazie. Allora, passo la parola al nostro Presidente perché farai i saluti, poi andiamo avanti. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Un saluto chiaramente a tutti voi, alle autorità civili e militari qui presenti, rappresentati dalla Regione, dalla città metropolitana, dall'amministrazione comunale che ringraziamo insieme a Mediterraneo per la collaborazione con cui abbiamo organizzato anche quest'anno il Kungfögu. Come sapete è una tradizione ligure, nata appunto nel Medioevo, dove il capopopolo portava al doge in omaggio per scambiare gli auguri natalizi un tronco di legno per riscaldare la sua dimora, quello che poi è rappresentato dall'Orfögio, dall'alloro che poi al termine di questa giornata bruceremo in segno augurale, e con l'occasione però diciamo, faceva presente quelle che erano le lamentele che la gente aveva rispetto all'amministrazione, i cosiddetti, qui li chiamiamo auguri. Quindi io auguro a tutti chiaramente una bella giornata e saluto il doge qui rappresentato dal vice sindaco Gianelli. Ben trovò Messero Duge. Ben trovò Messero. Benissimo, benissimo. Qui comincia il racconto delle varie istituzioni. Noi salutiamo tutti, naturalmente la Filarmonica, abbiamo gli amici alpini che ci delizieranno con un vibro LED non a pari, abbiamo la Sciamata che poi ci fornirà un po' di farinato, non so che cosa faranno, lasciamo loro l'estro, e poi tutte le varie associazioni, perché qui sono rappresentate tutte le associazioni di Sesi Levante. Salutiamo naturalmente l'Arma, i vigili, la finanza che tutti ci aiutano in questo momento. Grazie per essere qui. E come insieme, perché io direi di partire però con la Filarmonica, abbiamo sentito l'inno d'Italia, adesso c'è un nostro inno che è quello del cuore. Ma sai che penso? Grazie. Bene, con questa musica ci siamo introdotti in quello che è l'argomento che noi trattiamo, perché l'Associazione Culturale Oleudo va nelle scuole e promuove l'iniziativa nostra, quella di ricordare un po' il nostro parlare. Voi sapete che il dialetto è una cosa difficile, perché in questi 330 km di Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, è una cosa stupenda, meravigliosa, ma difficile, perché il ventimiglioso, il brigasco, se dialoga con Sarzana non si capisce ciancianese, poi parlo italiano, ma se ne sta parlando un dialetto è difficile. Ma il bello di questa regione è la diversità dei dialetti. Quando un turista viene e dice, ma sono stato a Sesi Levante, non ho sentito parlare, mi va un po' da Meina, oppure va un po' da me. Poi si trova a Genova e dice, beh, me ne va un po' da Meina, insomma, insomma, la cosa a cange, perché è la bellezza della nostra regione questa. Oggi, come dicevo, siccome l'Eudo, l'Associazione Culturale Oleudo, va nelle scuole e porta, grazie ai nonni, perché chi lo può fare se non i nonni, chi ha tempo libero, cioè dice, non so, ci sono dei nonni che vanno anche al bar, vanno a fumare, se ne stanno, e tanti invece si dedicano anche al portare le tradizioni delle scuole.
Noi qui abbiamo 2 o 3 ragazzi di varie scuole, doveva esserci anche il mio nipotino, purtroppo questa maledetta influenza lo ha ridotto a 39 di febbre e non ce la fa ad essere qui. Cercherò di sostituirlo, ma chissà se la fa io, Gabriele, la fa io. Vivo da Scilli. Questo qui è un fenomeno, Lo sentiste parlare genovese? Parlo rosanese come mi mangio un minestrone, lo faccio. E anche gli altri, perché poi l'ultimo là l'ufficio ciao Paolo, ecco, quello è un altro nonno che va nelle scuole e un altro che porta il dialetto sull'onore di cronaca. Senti, qui cominciamo con la poesia o cominciamo qua fuori? Cosa fai? Insieme a qua. Allora cominciamo qua fuori. Va bene. Allora, questa qui è una favola semplice, molto semplice, che mi sono divertito a scrivere perché così mi sembrava che 2 bambini detta in genovese potesse rendere allegria e cerchiamo di farlo. Allora, cominciamo. Lei a foa su Pipì e Pippotto. Pipì e Pippotto sono 2 che abitavano su nell'entroterra. Adesso io ho un amico qui di Varese Ligure, ne ho diversi, non me ne vorranno, spero. Molti, ma molti anni fa, in un ridente paesino alle spalle di Sesti Levante, antico borgo di una nota famiglia di ricchi commercianti e papabili, dove la vita correva tra una zappata a una zolla di terra o a una bevuta in osteria, vivevano 2 inseparabili amici, Pipì e Pippotto, agricoltori, che con la gente di mare avevano alcune similitudini, le fatiche quotidiane e i calli duri nelle mani. Donne? Mai problemi. Un giorno, durante una pausa, davanti a un bicchiere di vino, Pipì disse a Pippotto: Pippotto, cosa ti ne dici se andassimo a fare il viaggio fino a Sestri? Pippotto rimase sorpreso, già che i 2 non conoscevano quel paese, non lo avevano mai visto. I 2 non avevano mai valicato da est ad ovest il valico di Verba. E va bene che dice Pippotto, bisogna partire presto però. E venne il giorno della partenza, mattina presto, la solitaria corriera già pronta, infatti dopo gli ultimi ritardatari, l'autista mise in moto e partì. I 2 amici, sempre vicini, con non poca ansia, scusate se faccio un po' di caos, guardarono e annuirono con un cenno del capo. Ti vedi Pippotto come le cangiò questo mondo? Ora se va di premura, in bigetto e ti vedo e ti vedo. È vera, La corriera, arrivata a San Pietro Mara, fece sosta e salirono altri passeggeri e nuovamente si parte. Che tempi ormai? Cavalli di diligenza non si usano più. E Pippotto, te ragione, progresso, solo un progresso. Giunti a Velva si spalancava la stupenda vallata del Petronio e i 2 sembravano passeggeri inconsapevoli. Oh, erano tutti in discesa. E Pippotto, i funzionari freddi, superati i vari paesi della Val Petronio, la corriera giunse in prima mattina a piazza Sant'Antonio a Sestri. Pippini e Pippotto, con loro mandino a gruppi, pieno di ogni ben di Dio, si incamminarono verso il mare, videro le lampare. Pensa Pippotto, vanno a pescare con la luce. Quando te dici anche te in pesco. Oh, bello. Giunsero sulla punta del molo, dopo non pochi, oh, di meraviglia, una giornata che di più belle non si poteva, un cielo sereno che si rispecchiava nel mare, fingendolo dello stesso colore. I 2 rimasero senza parole e si guardarono. E lì, in avventure surfaggio. Ecco, la conclusione è questa. Meravigliati perché il bello del mare, il colore del mare, sembrava soltanto di rame. Un bambino ci vicino. Lì da nanne dialetto genovese. Un bambino ci vicino, con la sua testa di sciulino, con la sua casa bella netta, che stava a Elisabetta.
Bravo! Noi comunque oggi abbiamo qui l'assessore, il consigliere Boitano e il vice sindaco della città metropolitana, il dottor Segalerba. E li ringraziamo perché fortunatamente devo dire che in altri che non prima vale, ma ogni tanto che sono, o meglio sempre. Anche se non la mangia, anche se non la mangia. Dimmi, ti come ti chiami? Alessandro. Oh, Giulio Alessandro, sa cosa ne è? Dimmi la poesia, dimmela un po'. Vicino a uomo, chi davanti a un presepe, da bambino, mi vede in canto tutto il mondo. Lasciami soltanto insieme all'ase e al volo. Se sbattete in cielo, vedo che ti vieni lì, tanto che mi sembra di me lasciare. E ti mando come quando lo dicevo. Adesso dimmela un po' in italiano perché poi magari tanti non lo capiscono, Vicino al bambino, qui davanti al presepe, caro bambino, io mi dici in casa proprio come un bambino. Lasciami in quest'angolo insieme all'asino e al fiume. Sento batterti il cuore piano piano. Vedo che mi guardi, vedo che mi sorrisi. Tanto che io ti mandi i bacini e ti rimando di cuore come quando ero ragazzina. Bravo, bravo Luciano. Oh, che mo? Zorzo. Giorgio. Poi San Sorso, che mi sono di zero però, che fa bene. Du resto. Stamattina siamo stati, perché lo devo dire, questa è una cosa importante, perché il poco di tanti fa il molto, ricordate? Me lo diceva sempre padre Berardo dell'Antoniano. Questa mattina, sono con gli amici della cooperativa Olivicoltori Sestese, abbiamo portato un piccolo opolo alla Ben degli Orsi, e poi te lo fa con scherzo. La Ben degli Orsi del professor Rusecchini è un'associazione che ha messo in piedi un sacco di appartamentini, case, mi fa tanto bene e accoglie i parenti dei malati che sono al casino. Va bene. Allora, Giorgio, sta qui cosa è? In lontane Natale. Bene. In lontane Natale, che mi piacendo vedere, in lontane Natale, ne trovo una tua. Quante guadagni ho potere, quante feste ho visto. Ma la festa è più bella se fai la tavola. Vengono bambini dentro una banda, che poca pancia ma tanta bella. Ma io con Peppino, nulla se ne è, tu sei una bella, è un po' di nostro. Vengono bambini, vengono bambini, vengono bambini. Si riunisce a famiglia, con Banducci e Turini, Montanelli, Prodigio, Cantelli e Gesuini. Poi si croce gli avanzi, vede in casa un ga e si prende per quelli che si passano su. Benissimo. Questa è praticamente l'opera che l'associazione culturale voleva fare grazie a questi signori. Alla festa dei bambini, soldatine tutte le sale, le panducci e le galline. Ma che sono anche salette, i vigè carne e pane, i vigè con le fette, la strumento siberiano. Evviva! Brava, Vittoria, questo è uno scroll, fa che fa grandi cetti, fanno troppe parole e pochi fatti. Benissimo, no? Ma poi la paga sorpresa. Come sempre si lamenta e purtroppo la vede. Non va bene, argomenta, alle sporca si vede. Tu conosciamo scendi con bella signora e mi sperò come muscione di venire capitale della cultura. Sai appena l'occasione. I politici sono di gomma e con tanta emozione trovano un treno che a Roma e non perdono l'occasione. Ma ora è un bello casino, che sai a lotta a destra e manca, tra Piero, Elisa e Valentin, cassa inizia a banca. Ricordate che a Sestri, se tempo di memoria, non sono tutti onesti e purtroppo non vedo storia. Perciò, in le prossime votazioni, quando un cabin sai c'è me, fai attenzione a mia apparatura e l'onestà. Come dice i paesani, e ho finito, dai matriosche e ruffieri stai lontano.
cittadine evreie. Oh, tocca a te. Care concittadine e cari concittadini, tocca a me oggi, come sindaco reggente, porgere un affettuoso saluto a tutte le autorità, alle associazioni, alla Filarmonica Città di Sestri e Levante ed a tutti coloro che assistono oggi alla cerimonia del Confuego, evento davvero memorabile. E siete anche tanti, grazie. Pur nella consapevolezza che ognuno può portare nel cuore gioia, affetti, fatiche, rabbia e sogni, le festività natalizie e l'arrivo del nuovo anno rappresentano sempre un importante momento di riflessione e di speranza. Desidero porgere a ciascuno di voi gli auguri dell'amministrazione comunale per le prossime festività natalizie e del nuovo anno. Buon Natale quindi a tutte le cittadine e cittadini di Sestri Levante. Buon Natale ai bambini, che sono la nostra gioia, la più grande ricchezza della città. Buon Natale a tutti i nostri giovani, speranza per il futuro, che meritano tutta la nostra fiducia. Buon Natale agli anziani, custodi delle nostre radici e di una memoria storica che è insegnamento di vita. Servo a Natale, o cari figli, viva i Natali de veda ancora. Non sono come quelli di tant'anni fa, quando in te case che era Ramadan, ma lì è una festa da tutti sentia, in giro per strade con tanta allegria. Per il denaro del nostro Signore, veniamo in terra a portarsi l'amore. E con tutti i bravi di regali gli portava un bambino, un ballone da 2 franchi, una bambucetta, che felice fava una figlietta. Un trenino della mera con la corda a moda, se fa per esempio con papere e colla, con l'erba cocca e a fenga smantegata, per dare l'idea che era negata. A scigere una grotta o una capanna, con dentro un bœuf e in sciapaccia, fin con 3 pegue con un asenino, per tenere caldo un santo bambino. Ma l'erbo di aveto si stava ancora, in giro i figlioli in gran confusione, e appena erano menastra e festuini, valetta colori del vetro gelino. In cucina che era rimescio per cui io capone, era io impastare e fa il ciubo. Il nostro pantose con brighetta alla mera, le feuggio in cima ci andò dritto in pelo. S'andava a messa di mezzanotte, tutta la famiglia coi figli in giarmè, mantellina a capotti e in giù in cervello. E udì dei denari in chateau da pranzo che a un posto vero che si occupò